Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Bentornati amici di Vini Friulani, seconda parte di La Taverna Friuli Wine con Ornella e Serena Venica. Oggi parliamo un po' più dei vini dell'azienda, soprattutto i due cru di Venica e Venica, Ronco delle Cime e Ronco delle Mele. Ma prima di cominciare volevo parlare un attimo di primavera, estate. Sta arrivando le belle stagioni, un po' più caldo, un po' più luce. Cosa pensate? I vini dell'estate in 2023? Io ho un'idea, io ho un previsto, un prediction per il futuro. Secondo me, quest'estate i vini friulani di eccellenza per l'estate, per la stagione calda saranno Malvasia e Friulano. Secondo voi, cosa pensate? Ribolla sempre il re dell'estate? O cambiamo un po' regime quest'estate? Io mi piace tantissimo Malvasia, Friulano, Malvasia istriana, ma Malvasia Friulano. Per me è sempre più interessante e con delle poche conversazioni che ho fatto in giro di Udine, parlando con enotecai e persone che vendono il vino, c'è tanta richiesta di Malvasia in questi giorni. Cosa pensate? Mandami un messaggio. Social, sai dove sono? La Taverna Friuli Wines su Facebook, Wayne Grape su Instagram. Mandami un messaggio, fai un commento. Malvasia, Friulano, Ribolla Gialla, cosa sarà il vino bianco dell'estate? Bon, dai, senza aspettare di più, torniamo a finire questa bellissima puntata con Ornella e Serena Venica. Voglio parlare adesso del vino che stiamo bevendo tutti quanti, che abbiamo deciso di parlare un po' di questo concetto dei cru che fate voi, che i due vini che avete, che sono forse il più famoso, il Ronco delle Mele Sauvignon che stiamo bevendo in questo momento, e dopo c'è anche il Ronco delle Cime, il Friulano. E per i bianchi sicuramente ci sono anche dei vini importanti che sono dei rossi, però ho chiesto stasera di portare questi due, di parlare un po' questo concetto di un posto importante, perché il concetto di cru è sempre qualcosa per Natalie che è un po' oscuro, è più difficile di capire che cos'è il cru, però non so se chiamate anche voi il cru, però secondo me no, non è una parola che usate. È una parola francese di origine? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Noi usiamo un altro termine. Cosa usate? Lo spirito del luogo. Ok. Vinum loci. Ah, ok, vinum loci. Passiamo anche al latino, quindi facciamo inglese, italiano, latino, tutto quanto. Latino sono latino? Comunque è lo spirito del luogo. Ok. No? Allora, questi sono vini di un singolo vigneto. Esatto. Ok. E hai parlato di Ronco delle Cime Friulano, e il Ronco delle Cime Friulano è prodotto in località Cime, mentre per quanto riguarda Ronco delle Mele è un nome di fantasia. Ok. Un nome di fantasia perché nell'esposizione nord-ovest del vigneto di Cerò, Daniele aveva messo a dimora degli alberi, no? Alberi di mele, e pertanto per individuare parte del vigneto da dove provenivano le uve, perché devi pensare che le uve vengono raccolte e poi arrivano in cantina in momenti diversi a seconda della maturazione. Certo. Però per cominciare a gestire dal punto di vista economico anche la redditività di ogni singola particella, di ogni singolo vigneto, perché chiaramente
Serena ha parlato dell'importanza economica anche poi nella gestione e si doveva anche indicare da dove venivano le uve, no? Allora se era un'unica raccolta si diceva Medem oppure si poteva ma quando cominciavano a essere raccolte diverse e queste raccolte diverse si sono rese necessarie perché parliamo di colline, quindi le condizioni climatiche in una collina cambiano e cambiano i momenti di maturazione delle uve, quindi la parte magari inferiore si raccoglie prima, la parte superiore si raccoglie dopo, la presenza della vicinanza di un bosco incide anche sulla maturazione delle uve e tutta questa complessità e questa, come si dice, raccolta in luoghi diversi la devi monitorare in cantina se vuoi cominciare a tenere monitorato e a capire dove viene meglio una tipologia di vitigno o dove viene meglio l'altro e soprattutto anche quando vai a degustarli. Quindi quando portavano a casa le uve che venivano da quel versante, che avevano tempi di maturazione più lenti rispetto all'altra parte del Sauvignon, della collina di Cerò, hanno cominciato a dire nella vigna dove ci sono gli alberi di mele, i Meluchars, no? Ecco, vecchi alberi di mele che vengono da una realtà di coltivazione in campagna che veniva sempre fatta, la cultura promiscua. Gli alberi da frutto cosa servivano una volta? Erano i tutori della vite. La vite, sappiamo, è una liana che se non le mettiamo un tutore, soprattutto da piccola, chiaramente cammina come una liana sul terreno. Per darle il sostentamento e farle fare la realtà del fusto e quindi la parte legnosa della vite, venivano messi i tutori. Il capofrutto veniva tirato su dei fili, ma questi fili che dovevano essere tirati, come si dire, allineati con dei pali, no? Che erano i pali di legno. Ma che cosa si trovava in quella volta? No, adesso comprano i pali di testata, i pali all'interno della vigna, ma una volta non c'erano tanti soldi e si usavano gli alberi da frutto per tirare i fili. Ecco. E corrisposta anche alla domanda che hai fatto all'inizio. C'era sia la vite presente, l'uva, quindi come elemento di sostentamento per vivere, ma si vendeva anche la frutta, perché comunque tutto faceva, c'era come appunto povertà, quindi non si buttava assolutamente via niente. No. Allora, invece di comprare un palo, lo usi un albero di frutto che produce anche sostenere. Una visione, sto Esatto. cercando di capire. Ok. Sì, no, perché altrimenti i fili si allentano, no? E quindi a una certa distanza c'erano gli alberi da frutta. Sì. Chiaro che poi sono stati tolti all'interno della vigna perché chiaramente gli alberi da frutta impoverivano il terreno, sì, esatto. facevano ombra, c'era parato radicale, andava in sovrapposizione, però sono rimasti nelle scarpate, nelle capezzaglie e quindi la bellezza e sono come a completamento di questa collina e sono belli da vedere, quindi veniva identificato. Quindi Ronco delle Mele. Quindi è un nome di fantasia, ma in realtà non è così tanta fantasia inventato, è comunque legato a una caratteristica del vigneto o comunque, quindi perché i nomi dei nostri vini sono, prima parlavi di Ronco delle Cime, Ronco vuol dire collina, Certo. Collina delle Cime perché è un toponimo di zona, quindi è il nome di quell'area e quindi è definito. Poi abbiamo il nome Ronco delle Mele, quindi di fantasia ma legato a una caratteristica del territorio, e la terza tipologia di nomi che abbiamo noi sono nomi legati alla famiglia, ad esempio l'Adelchi, il nome di mio nonno per la ribolla gialla. Quindi sono queste le tre macro distinzioni per i nomi. Sì. Che a parte perché hai detto che questo vigneto è a nord-ovest rispetto alla collina di Cerò, che sarebbe la collina antistante alla casa, no? Allora si raccolta più tardi? Sì, mediamente, allora, il Sauvignon delle viti giovani di fondovalle sono le uve prima a maturare, quelle più giovani, no? Tu sai, i giovani sono i ruenti e quindi si raccolgono prima le uve e soprattutto il fondovalle è più caldo. Mentre ci alziamo nell'altitudine e soprattutto nord-ovest, lenta maturazione delle uve e poi ad esempio, verso metà settembre, se iniziamo agli inizi di settembre, mediamente un 10-15 giorni dopo, no? E poi altra cosa importante dire che per quanto riguarda Ronco delle Mele, allora noi abbiamo parlato prima di Rauscedo, abbiamo parlato del vivaismo. Rauscedo ha contribuito molto per il Sauvignon,
Rauscedo importa fa la prima selezione di Sauvignon, la fa uscire nel 66, si chiama R3. Ah, Noi l'abbiamo comprato nell'84. Cosa vuol dire? Molto vicino all'uscita, perché poi adesso il mondo del vivaismo sta lavorando molto per rendere i vari vitigni e anche l'attenzione sull'apparato radicale per renderli un po' meno soggetti alle malattie funginee mm, e renderli appena appena un po' più produttivi se sono poco produttivi come l'R3, ma soprattutto per rendere resistenti un po' alle malattie e all'ambiente. Noi, avendolo comprato nell'84, abbiamo comprato il Barbatella in un momento dove non c'era ancora tanta attenzione a cercare di modificare dal punto di vista naturale e genetico, rendere più robusto questo vitigno. ok. Quindi sappiamo che l'R3 è molto sensibile alle temperature, alle malattie fungine, è veramente poco produttivo. Mm, Però è la caratteristica iniziale. Perché parlo di R3 comprato nell'84? Perché noi stiamo utilizzando quel materiale genetico. Quindi noi, quando abbiamo bisogno di sostituire Delle le fallanze. viti appunto fallate o fare nuovi impianti, utilizziamo un materiale genetico che è stato preso dalla vite madre, che ok. è la vite madre del 66, Questa è dell'84, esatto. scusa. Allora, E questa è qui una selezione massale, massale, Esattamente. esatto. Dove sì, invece di comprare nuove piante del Rochedo, loro prendono loro piante e si vanno propagate per sì, fare nuove Come Le- fare piante. col pane, quando esatto, come Come fosse un un- lievito. sì, esatto. che cresce, David. che cresce, Esatto. prendi un po'. Lavora Esatto. sempre a Rauscedo, per noi lavora sempre a Rauscedo, però lo fa partendo dal nostro Dal vostro, sì. materiale, ecco, Sai dalle che nostre barbatelle. nel vecchi tempi, se volevi fare un'altra vite, cosa fai? Non lo compri un'altra, si prendi un traucio, lo metti sotto la terra e dopo viene fuori Sure. una nuova. No, e questa è la selezione massale, praticamente usi la pianta originale per propagare, per fare un altro pianto. Allora sì. Ah, ok, questo non Lo sapevo. faceva Allora, nei gerani, nelle case si faceva, no? certo, Si sì. mantenevano le piante e si poi recuperavano. Io no, perché tutte le piante a casa mia lo uccido, a parte del mio ficus, che è proprio come un fratello, ha anche un nome, però tutte le altre piante li E, uccido. e quindi questa selezione massale rende il Poligenic. nostro Sauvignon sempre Ah, più venica, no? Quello che stiamo Sempre più, bevendo. sì, esatto. È esatto. buonissimo. Ma questa è una delle cose bellissime di questo vino, che è sempre riconoscibile, che hai questa esuberanza di frutta, no? Però c'è sempre questa vena, questa struttura di mineralità, sapidità indietro. Allora non è, non so come si dice in italiano, però non è overblown, no? Non è troppo Non è esagerato. stucchevole, non diventa Non è stucchevole. esatto. E più hai questo bellissimo equilibrio tra la sensazione più erbacee del Sauvignon, che sono molto belle, e le parti più tropicali. Allora hai questa rotondità, questa complessità con questa spina dorsale di mineralità, che è un Sauvignon molto importante. Infatti, secondo me, è uno dei più premiati in tutta Italia, questo Sauvignon, sì. Eh, Cosa volevi dire? Se c'è ancora, per caso. Ah, Gino e Veronelli. se dico di no? Racconto anche che Gino Veronelli, quando chiaramente organizzava i corsi di degustazione, quindi il grande maestro Gino Veronelli, nell'ambito dei suoi corsi utilizzava il nostro Sauvignon come Sauvignon didattico. Per fare i corsi di formazione raccontava. Questo era un standard per lui. Esatto, era uno standard. A dire la verità lui comprava ancora, perché non c'era ancora Ronco delle Mele, Sauvignon Cerò, perché l'etichetta Ronco delle Mele è stata messa in commercio nel 95, perché prima si faceva Sauvignon in tutto l'ambito della collina, però rendendoci conto che quando si degustava le vasche legate alla raccolta della porzione di Ronco delle Mele aveva delle caratteristiche diverse, abbiamo deciso anno dopo anno, nel 95, di sdoppiare la produzione, quindi fare Sauvignon Cerò e Ronco delle Mele. Veronelli lo usava ancora prima a livello didattico e quindi comprava il Sauvignon Cerò, che era l'etichetta unica che avevamo. E quindi questo ci ha sempre dato un grande orgoglio.
perché indicava non nel fatto che eravamo bravi, ma nella espressione territoriale, un Sauvignon, uno stile italiano, una via italiana nella proposta del Sauvignon, che sappiamo benissimo che è importante in Francia, poi è diventato importante in Sudafrica, cioè come si dice, in Nuova Zelanda. Nuova California, in Zelanda, Nuova sì. Zelanda. Però questo era la via italiana, lo stile italiano nella produzione del Sauvignon. E tuttora ci viene riconosciuto questo metodo. Io dico sempre, non è più buono o meno buono, ha uno stile riconoscibile e questo ha decretato il successo di questo vino. Correggimi se sbaglio, però io ho sempre spiegato Sauvignon in Friuli come il Sauvignon ha 3 case nel mondo. Allora, un vitigno solitamente si trova il suo posto dove si esprime nel modo migliore. Tu puoi anche trasportare un vitigno, un Cabernet Sauvignon nella Francia, non è lo stesso Cabernet Sauvignon che si trova a Napa Valley. Forse hai trovato una nuova casa lì, però non è lo stesso vino. E secondo me nel mondo ci sono 3 case di Sauvignon. Uno è la Francia, allora il Puy-Fusset Tutta la e Loira è la importante, Loira, molto esatto, importante. che è un stile molto diverso del Friuli. C'è lo stile di Nuova Zelanda che è allora Sì. molto aromatico, Fantastico, esplosivo, esatto. fantastico il mio. Però certe persone non piacciono quel stile lì. Invece il Sauvignon che si trova in Friuli è diverso di quelle due. Esatto. E ha il suo terzo casa qua, forse seconda, prima della Nuova Zelanda, Prima secondo della me, no abbiamo il suolo, la ponca, abbiamo che aiuta la tantissimo. mineralità Mhm. e abbiamo l'eleganza. L'eleganza, questo vino che in bocca si allarga, sembra quasi setoso secondo me, questa sensazione di velluto, soprattutto nel nostro caso, che può piacere o non piacere, però è lo stile, è la stile italiano del Sauvignon che si differenzia dagli altri e poi è estremamente longevo, ecco. Mi ricordo che è stato De Bourdieu, tu sai, è stato De Bourdieu il grande esperto di Sauvignon, insegnava a Chi? Bordeaux, De Bourdieu, il professor De Bourdieu, Forse non. insegnava all'Università di Bordeaux e lui era grande esperto di Sauvignon e veniva anche chiamato in Italia quando magari qualche azienda importante voleva fare dei nuovi impianti, perché lui era veramente grande conoscitore del Sauvignon francese. E lui è stato anche in azienda da noi perché noi abbiamo creato un caso, no? Il caso del Sauvignon in Friuli e forse il Sauvignon che si è espresso con delle caratteristiche di forte riconoscibilità. E per lui era l'importanza del territorio, tant'è vero che noi avevamo anche un'espressione, abbiamo tuttora che produciamo ogni tanto l'extempore, no? Sauvignon Ok. col legno, però lui dice voi dovete continuare a percorrere questa strada, usare legno molto morbido come stiamo facendo adesso, lasciar esprimere il territorio. Struttura, ponca e la grande ricchezza del luogo, no? Della mineralità, della presenza del bosco, delle varietà erbacee che abbiamo, Mhm. le correnti che portano a questo sbalzo di temperature, quindi cambio di temperature fra il giorno e la notte. E questo lo troviamo dentro Ronco delle Mele. Questo è ovviamente fatto completamente in acciaio. No, questo ha No? fatto il 20% di botte grande, Pensa ma a te. botti grandi da 27 ettolitri, 20-27 Ok. Sia ettolitri. fermentazione che affinamento. Ok. E non lo senti neanche, non lo sento questo, nessun sentore di legno, di vaniglia, Absolutely no. no, è È molto veramente delicato per super questo, non delicato. deve andare a modificare la varietà, quindi va solo a dare un tocco in più, una morbidezza in più, Ok. E per la morbidezza, un'eleganza. per questo scambio di Soprattutto ossigeno. inizialmente sì, Sì. perché comunque appena escono i vini comunque hanno magari qualche acidità un po' più alta e quindi hanno bisogno, è vivo il vino, ha bisogno di tempo anche per crescere in bottiglia, per diventare grande, Esatto. quindi soprattutto all'inizio il legno ha un impatto importante. Che cos'è il più grande sfida di fare questo vino? Allora, nessun vino è sempre facile da fare. Allora, ovviamente ci sono delle sfide, dei problemi, delle ostacoli di superare per fare un vino di questo livello di qualità. Che cos'è? Le cose che devi proprio guardare molto attentamente per fare questo vino. Il momento della raccolta delle uve. Ok. Questo è fondamentale. Bisogna stare molto attenti perché tu sai che tutti i vini aromatici, soprattutto come si dice, la sensazione olfattiva cresce con come si dice, una curva, no? Poi però gli aromi possono cadere bruscamente. Se raccogliamo troppo presto
non li facciamo sviluppare, se raccogliamo troppo tardi li Sono perdiamo, già, sono in esatto. caduta. Quindi la sfida più importante è il giusto momento di raccolta che devi sapere gestire, non troppo tardi ma abbastanza prima. Dobbiamo mantenere questa acidità anche perché altrimenti corriamo il rischio. Tu sai che le gradazioni alcoliche stanno salendo, no, da noi. Certo. Però qui E siamo a 13,5, che 13 è e mezzo. molto equilibrato. Esatto, noi vogliamo mantenere questo equilibrio, quindi dobbiamo stare attenti che non vada in maturazione, troppa maturazione e soprattutto non dobbiamo perdere la carica aromatica. Mm. Questo è il segreto per mantenere la costanza di percezione qualitativa e di percezione di riconoscibilità. Prima parlavamo di azienda che è diventata un po' come considerato portavoce di un territorio, passa anche attraverso la riconoscibilità dei vini e la costanza qualitativa, pur tenendo conto della differenza dell'annata. Quindi il maestro di cantina e le buone pratiche in vigneto devono aiutarci a mantenere controllato ogni giorno il percorso che stiamo facendo all'interno, sia in vigneto prima che poi della cantina. Mm. Però senz'altro la sfida più importante è il giusto momento di raccolta. Allora, spirito del luogo. Abbiamo parlato di questa frase prima. Che cos'è il spirito di questo luogo? Come si può descrivere Good il question. spirito di questo luogo? Allora, spirito di luogo, ok, il vino io posso assaggiare, però il luogo deve avere un spirito. Allora, come si descrive questo spirito di questo luogo? Io vi direi venite a trovarci ad Olegna così lo scoprite. È un posto alto, è un posto ovviamente di collina? Allora, appena arrivi da noi, hai presente arrivando in Sì, azienda, sì, che sì, giri sì. a destra la stradina per imboccare verso c'è una casa bianca in alto. Ah, ok. Ecco, la parte Lì sotto è Ronco delle Mele. ok, Quindi ok. tu arrivando da noi, chiunque arriva la vede sulla sinistra. E Capisco. poi gira intorno che non viene percepito la collina che gira da davanti, da Cerò si sposta sempre, diventa Roncomele. E poi abbiamo anche una parte che dietro abbiamo mantenuto la presenza del bosco e quindi c'è una parte di vigneto che è appena subito dopo il bosco, una fascia Cioè il bosco entra esatto, mantenimento, cioè Ok. sia e poi la parte attorno. alta. Sì, questa vicinanza del bosco è sempre una cosa molto Lo importante. percepisci la visione completa della collina la vedi da lontano, da vicino non ti rendi conto di Sì, quanto perché sei possa in essere. mezzo Esatto. Lo spirito di questo luogo è la bellezza, io dico, di questi profumi, no? L'eleganza in bocca di questo vino. Tutti i vini sono vini di qualità. L'Italia è bella per questo, no? Sì. Tutti i vini di qualità, però la forte identità è legata proprio io dico, alla freschezza che abbiamo, a questa percezione di 1000 fragranze, no? Che sono vegetali e poi maturano col tempo, Mm. e poi questa, io dico, morbidezza in bocca che quasi diventa un velluto, ecco, e che il vino ti entra in bocca, tu poi lo percepisci perché chiaramente quando lo deglutisci e quando lo bevi lo senti che ti ritorna, ma il primo impatto è questa morbidezza in bocca, questa bocca piena. Sì. Ogni volta che dici questa cosa, Io le vedo che beviamo. io e Serena vogliamo sentire, Sì. no? Cioè, È la seconda volta, questa è la seconda terza. volta è proprio quel momento per la setta, il velluto, no? Sì, Cioè, sì. per La parola velluto Cioè, secondo me che ci attrae, perché ogni volta beviamo. Però c'è un grandissimo muscolo dietro di questo vino anche. Non è solo eleganza, ci vuole... Questo mi ricorda, se devo fare un paragone, si può pensare di, sai, quella bellezza, quell'eleganza di una ballerina, no? Però si vede che una ballerina deve avere tanto muscolo. Tanto dietro. muscolo. via. Sì, non può essere una ragazza, leggera, deve essere una ragazza con un forza muscolare che si nasconde sotto questa eleganza, che È un per vino me... che ti resta, no? Che ti Assolutamente. resta anche dopo averlo deglutito e ti Sì, sì. ritorna, no? Ti rimane la nota in bocca, però poi lo senti anche potente, no? Sì. Allo stesso tempo. E questo è il bello di questo vino, no? E ritengo che sia apprezzato soprattutto per queste caratteristiche insieme. Di Sauvignon italiani buoni ne abbiamo tantissimi, perché effettivamente l'Italia è riuscita a produrre dei Sauvignon importanti. E questa caratteristica, cioè questa eleganza
corposità e soprattutto grande sfumatura vegetale, no? Talvolta diventano anche quasi delle note, io dico salmastre, no? Di erbe mediterranee, le troviamo speziate appena appena, soprattutto con queste erbe mediterranee lo troviamo, no? E la mineralità e questa variazione, no? Che abbiamo di emozioni olfattive e in bocca. Certo. E penso che il vino ci faccia cantare i nostri sensi. Il bello del vino è questo, che mantiene sempre vivi i nostri sensi. Il mondo della tavola mantiene vivi i nostri sensi. In un mondo dove stiamo perdendo tante volte di vista l'importanza dei sensi, io dico fa cantare i sensi. E parliamo un po', perché siamo a 1 ora e 22 minuti adesso. Allora non voglio tenerti troppo, perché sì, sta diventando un po' tardi. Però volevo chiederti anche del ronco delle cime, perché non abbiamo aperto la bottiglia, però che cos'è il spirito di questo luogo? Cosa possiamo anticipare su questo cru, questo luogo dove fai questo friulano speciale? Prima di tutto, ci tengo a dirti che Ronco delle Cime è circondato da bosco. Questo è proprio Letteralmente sì, circondato. letteralmente circondato dal Praticamente bosco. è un buco dentro il bosco. Sì, Wow. esattamente così. Quindi c'è sempre questa forte, compenetrazione di bosco e vigna, che quindi dà sicuramente una grande, biodiversità, e la biodiversità è fondamentale sia per il terreno che per, tutte le piante, gli animali che comunque vivono Avete nel problemi bosco. di cervi, di Sì, cinghiali? sì. Sì, ma parlando con altri produttori dicono che sì, soprattutto con Covid, mancanza di caccia e tutto quanto, che sono fuori controllo gli animali, che hanno mangiato tanto. È importante. Infatti abbiamo appena comprato una farina o qualcosa che va asperso sul terreno per fare in modo che i cinghiali sentano e in qualche maniera dal punto di vista Ah, venga disturbato dalla presenza di non questa. piacciono Non questo piaccia, questo esatto, odore. sì. Speriamo che Poi bisogna stare funziona. molto attenti anche ai cerbiati, ai cervi che vengono fuori a Sì, mangiare i sì, sì, sì. germogli. Bisogna stare attenti. Effettivamente ne abbiamo tanti di presenza, hanno fatto dei danni pazzeschi, dei danni enormi, addirittura sono state attivate le assicurazioni nei vigneti perché Pensa a te. effettivamente mangiano tutti Wow. i germogli, sì. Furbi, no? Sì, ma sì. So che in certi posti vanno in giro anche con il quad, che vanno in giro solo per Esatto. spaventare i cervi, per stare fuori tutta la notte con la moto o qualcosa per tenerli fuori. Di Roncocime cosa possiamo dire? Che forse è una delle, esposizioni più alte del Coglio. Tu sai che il Coglio Ah, è un ambiente di collina che va dai 90 metri, che è sì, l'altitudine della chiesa di Dolegna, tanto per darti un'idea come okay. riferimento, e va sui 250, 260 metri, ma è l'abitato di San Floriano. Una delle vigne più alte, parlando proprio anche 2 settimane fa col consorzio, è considerata proprio Ronco delle Cime, che arriviamo sui Mh. 220 metri. Quindi è ambiente di collina, varietà di climi, per la presenza del bosco, ma dove c'è comunque l'arrivo, l'influenza benefica di un clima adriatico, cioè di un Okay. Mediterraneo portato dall'Adriatico, queste note, e ce l'abbiamo davanti a noi. Dietro abbiamo il Canin, e quindi la forte escursione termica è dovuta Wow. proprio è chiuso come una corona, no? Dietro abbiamo le Prealpi Mh. Giulie e davanti abbiamo la piana, no? Abbiamo il mare che arriva. E questo è un po' il segreto di Ronco delle Cime, no? Sappiamo che le uve di Friulano, di Toccai Friulano, le uve possiamo parlare di Toccai Friulano, il vino parliamo di Friulano, ma le uve sono di Toccai Friulano. Tuttora compriamo le uve, le barbattelle di Toccai Friulano. Ma le esposizioni noi ce l'abbiamo ancora questo a nord-ovest, ma ha bisogno di calore, no, per a maturare, perché comunque il Più chicco che il Sauvignon. più del Sauvignon, ha una buccia grossa, no, e quindi si Ah, mette nelle parti più alte. Quindi il Ronco delle Cime ha un doppio significato per noi. Il nome del toponimo di zona, ma anche perché le uve sono messe nella sommità, perché le cime chiaramente della collina. la cima, ecco, ha bisogno, il chicco grosso ha bisogno di sole per maturare, no? E questo è un po' la caratteristica, no? Anche un po' di tempo, anche qui viene raccolto più tardi rispetto i vigneti delle altre parti, delle altre esposizioni o del fondovalle,
E poi niente, la ricchezza è dovuta sempre all'escursione termica, ma soprattutto all'altitudine. Qui abbiamo uno dei vigneti più alti del Coglio. Questo non Poi si abbiamo anche delle brezze marine comunque che Sì. arrivano sempre dal mare, quindi è una posizione fantastica. Bello. Come diceva, siamo a metà tra le Prealpi Giulie e il mare, quindi sono il Coglio è un territorio unico perché si trova veramente in una posizione che è veramente spettacolare per quanto riguarda queste concomitanze. Non è facile trovare nel mondo delle Esatto. posizioni che abbiano veramente queste influenze Ok. così ravvicinate appunto in E poi entrambi. finiamo dicendo la data di impianto, no? Le prime viti sono state messe a dimora nel 74, quindi abbiamo oltre quasi 50 anni di vite, no? Cavolo. Di permanenza. L'obiettivo enologico è senz'altro dovuto a far invecchiare il più possibile la vite. Ecco, questo è un altro obiettivo. Più invecchia la vite, più diventa saggia, più diventa portavoce del suolo. Produrrà di meno, però le uve saranno più complesse e il vino poi che andremo ad ottenere sarà più complesso. Questo è un po' quello che stiamo facendo in azienda. Attenzione alle buone pratiche, attenzione alla longevità della vite e il maestro di cantina con grande sensibilità lavora le uve. Il resto lo fanno i nostri consumatori, i nostri estimatori. Noi abbiamo solo il compito, io dico noi come in questo momento Serena ed io, ma tutta la famiglia, di raccontare quello che stiamo facendo e di degustare, io dico insieme, quindi di dire un cin cin o un salute insieme. Esatto. Questa è la cosa più importante. Si vede che c'è questa forza della famiglia che lavora insieme che porta dei grandissimi risultati. Assolutamente. Nat, did you have any other questions? No. Avevi delle altre domande? No? No, però ti ascolto volentieri, cioè immagino che c'è tanto di più da Sì, imparare. Tante informazioni. Mamma ma mia, sì, vedi che è andato un'ora e mezza senza è sempre pensare. così, sempre così. Ma grazie Serena, grazie Ornella per Wayne- passare un po' di tempo con noi. Grazie a te Wayne, grazie a te Natalie per Grazie averci a voi. invitato, è stata Grazie. una bellissima esperienza. Bene, grazie. Vi ringrazio ancora tantissimo, grandissimi vini, grandissima comunicatrice, grazie anche per il tuo lavoro e per il tempo. E Nat, secondo me è tempo di Grazie. chiudere, grazie. Grazie. E Grazie a voi. Grazie a Clubhouse e continuate così. Sì, Speriamo. stiamo andando avanti. Esatto. Ogni settimana Andiamo ci avanti siamo. lo no? stesso nonostante Da quanto tempo lo state facendo? Quasi un anno adesso, quasi un anno. Secondo me questa è la 40ª o 41ª puntata che l'abbiamo fatto. Complimenti. Grazie. Andiamo avanti. Grazie anche a te, Robbie, Grazie Roby. per sempre l'uomo dietro delle quinte. Però senza di te non possiamo fare niente. Grazie ancora. Buonanotte a tutti, grazie tantissimo. Buona continuazione di serata a tutti. Grazie mille. Ciao ciao. Grazie, ciao.